Scattarne un'istantanea è praticamente impossibile. Di certo c'è solo che la Sardegna non è un'isola felice e sono le inchieste giudiziarie a dirlo, ma indagarne le cause dal punto di vista scientifico e sociologico può dare uno spaccato inedito al fenomeno corruttivo. Perché si corrompe? La corruzione è un atteggiamento umano ed è diffuso a vari livelli. Da un lato sicuramente ci sono le grandi forme di corruzione che riguardano gli affari importanti, gli appalti importanti, ma ci sono anche a volte degli atteggiamenti diffusi tra le persone anche per piccole cose. Se ne studiano i dettagli scientifici all'Università di Cagliari utilizzando anche strumenti medici d'analisi come la risonanza magnetica funzionale. Una parte del nostro cervello è fortemente interessata da questi comportamenti e l'influenza, per cui l'atteggiamento della persona che rifiuta un beneficio sapendo che va contro un bene comune, una legge, un qualcosa, è influenzato da come questa parte del nostro cervello lavora. Diventa allora fondamentale, oltre alla prevenzione e alla repressione, anche l'educazione di base per tentare di cambiare una percezione che troppo spesso mette radici fin dall'infanzia. Io credo che dobbiamo cominciare a parlare di etica e di educazione in età infantile, in età adolescenziale o con i nostri studenti. Ancora ce la possiamo fare. Ed ecco